quasi all'inizio della 22esima giornata del campionato di Serie B1 di Girone C, Rotoplat Volano Volley, Oroteam Area Sport Peschiera. Il match di questa giornata all'Arena Biancorossa. Tra 5 minuti circa ci sarà la nostra intro, adesso linea al nostro inno e agli sponsor. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, vogliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo. Avanti andiamo, Volano Volley per vincere. Nome dell'onore, della gloria e della sconfitta, il Volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, Volano. Sei la squadra migliore che c'è. Festa do fim de semana, só um rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto, passo bem solto, passo bem solto. Na festa do fim de semana. Partita da dentro e fuori per la Rotoplat Volano Volley, che è in piena zona salvezza, ma a pari merito con quasi tutte le squadre che stanno lottando per salvarsi. Ovviamente un fazzoletto racchiude ben 5-6 squadre in questa 22esima giornata che sta per cominciare, perché dalla sest'ultima alla terz'ultima sono tutte chiuse in 22 punti, la penultima 21 e
Promo Ball, l'unica speranza che hai è di vincerle tutte e 5 e sperare che quelle davanti di loro non faccia punti per provare a prendere l'ultima disperata salvezza, roba molto complicata. Mentre la Rotoplas oggi affronterà la squadra che, nonostante tante sconfitte, comunque si ritrova con un ottimo ruolino di punti al 7° posto, e quindi la Rotoplas deve assolutamente conquistare dei punti per puntare alla salvezza. Amiche ed amici sportivi, buonasera e ben trovati da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 22esima giornata del campionato di Serie B1 Girone C, che viene a confronto la Rotoplas Volano Volley e l'Orotic Area Sport Peschiera. Allora, la Rotoplas ci arriva da una sconfitta per 3-1 subita contro la neopromossa in Serie A3 Banca Agnaduna, che ha vinto per 3-1 il campo del Palantenore di Padova, e ovviamente l'unica squadra che ancora non ha subito una sconfitta in campionato. Per il resto 21 vittorie su 21 disputate. Davanti però c'è l'Asino Giorgione che ha un punto in più nonostante una sconfitta contro Padova, e quindi c'è da dire questo. Saluto i miei compagni di viaggio, Silvia Briani, la cabina di regia, Lamberlopa, che come sempre ci forniscono tutta l'assistenza tecnica, Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche. E oggi non sarà una partita facilissima per me, però comunque nel miglior modo possibile di commentare questa diretta per voi. Si dice, nella vita purtroppo si fanno tanti errori, io ne ho fatti tantissimi nella mia vita, l'ho visto. Citare la squadra che stiamo affrontando 2 anni fa, detto una roba bruttissima che purtroppo si è avverata, che sarebbero retrocesse, però oggi sono ritornati qua e questo errore non lo ricommettono 2 volte, e a tutto il pubblico di Peschiera che è qua presente, ovviamente dopo 2 anni chiedo umilmente scusa a tutti voi e vi faccio i complimenti per il campionato che avete fatto fino a questo momento, e sono sicuro che con l'organico che avete conquistato a pieni meriti sul campo la salvezza, e avete ancora tutte le carte in regola per ottenerla. Allora adesso noi prendiamo un attimo di pausa dal microfono e torniamo per l'inizio della partita. Grazie. Cari amici, come sempre iniziamo la nostra serata di grande volley con Volley in Atto, l'inno ufficiale di Volano Volley.
dirige area sport e schiena delegata. Arbitro dell'incontro. Primo arbitro, Finale Andrea, Pentasulina di Bologna. Secondo arbitro, la signora Elisa Rapparini di Bologna. Tra poco lo Stato Player. Ottimo, pensiero del Garda in campo numero 1, Caterina Mironi. Numero 3 è la Giacomini. Numero 8 Laura Secchietto. Numero 10 Sara Gabrielli. Numero 16 capitano Marco Pissoli. Numero 17 Francesca Pinetti. Numero 18 Michela Moschini. Allenatori signori Marcello Bertolini e Stefano Fontana. E ora si passano le luci, tutti assieme spingiamo la loro classe, con l'amore del proprio tutto questo è venuto dopo Blas, Urano 2025-2026. Auguri, Urano! La partita, un attacco tentato da Cecchetto che però non va a buon fine, però c'è una free ball per Peschiera, ancora Cecchetto, ball out che non c'è. Ah no, perché c'è il tocco, scusate, della stessa Cecchetto. 1-0 Rotovlas. Nessuna novità di formazione per nessuna delle due squadre, che è la schiera il sestete tipo delle ultime giornate. C'è ancora Ferrari al servizio. Tentativo di vincente. Il numero vincente di Arianna Tovasetti sull'attacco di Moschini. Ancora Ferrari al servizio, serve sul Moschini.
Prova Bistoli. Scusate, la Pinetti che ha fatto l'attacco. Punto della formazione di Peschiera del guard. 2 puntetti. Laura Cecchetto al servizio. Pronta. Battuto su Bacchini il servizio di Cecchetto. Attacca Tomasetic. Tomasetic. 3-1 il punteggio. Arianna Tomasetic. Tentativo d'attacco difeso da Moschini. Tentativo di Giacomini, murato ancora. Ed è la ex Caterina. Il punto del 2-3 per Orottino. Area Sport Peschiera. Battuto su Bacchini. Pinarello. Per aria pallonetto difeso Giacomini. Attacco tentato da Pinetti. Ancora Pinetti ha un altro tentativo che parità. Arena biancorossi 3 pari nel corso di questo primo set. Battuto su Bacchini da parte della capitana. Loreto tentato, ma ancora giocabile. Free ball però concesso da Pinetti. Petrucciello. La capitana. 4-3 punteggio. Servizio l'autrice del punto, la Carli. La capitana. Battuto su Moschini. Comini salvato. Non ho visto bene da chi, credo da Ferrari, eccola qui. Ancora pallonetto. Era in free ball. Migliori riceve Giacomini. Vede la pari per la Cadi. 4 pari. Cabinetti al servizio per Oro Tigare Sport Peschiera. Battuto su Piero Bon. Pinarello attacca Bacchin. Muro out. Anna Bacchin. 5-4 punteggio. Per Volano, battuto in servizio, riceve migliore attacco difeso da Martino. Difeso, scusate, Bistoli. Ruscello non ci prova. Tesoro di Carbuglio nella difesa di Peschiera che prova all'attacco. Però c'è Petrucciello nella traversa, la Ferrari attacca. La Ferrari. Punto per la rotola, 6-4 adesso. Anna Bacchin al servizio. Il muro di Genere Montavi. Ancora Bacchin al servizio, 7-4. No, out di poco. 7-5. Servizio
Marta Pittoli, Caterina Migliori, Caterina, ex di turno nella formazione biancorosa nella stagione 22-23, l'anno in cui la Rotoblas ha conquistato il primo dei 3 playoff di fila, tutte dalla Rotoblas con l'out vincente. 8-5. Portabi 8-6. Elena Giacomino il servizio. Tutto servizio su Anna Bacchin, Pinarello. Attacco out di Camilla Ferrari. 7-8. Ancora Elena Giacomini nel servizio. 7-8. Servizio battuto su Ferrari. Pinarello. Ferrari prova attacco. Difende Pinetti con lo via anche del muro. Tentativo a pallonetto tentato da Gabrielli. Ferrari ci prova, difeso proprio da Gabrielli. Attacco di Giacomini. Petruzzelli in traiettoria a difendere. E Ferrari. Thomas Etiger. Giocabile per Peschiera. Gabrielli. E porta la parità alla Reggio ancora una volta pari. Bacchino, Pinarello, Ferrari attacca Ferrari 9-8. Pinarello al servizio. Invasione però Volano sarebbe comunque arrivato per loro tirare sport Peschiera. 9 pari quindi. Battuto Bacchin. Tetti, salva Giacomini. Pinaro Bon. Ancora Tomassetti. Guarda l'attacco. Vantaggio di Peschiera adesso. 19. Adesso sì. Decimo punto per di Marcello Bertini. Time out Luca Pallattini, sponsor.
Siamo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Siamo 11-9 contro il primo set a favore di Peschiera. Pronta Sara Gabrielli. Gabrielli battuto. Bacchini, arriva Lenz. 9. Ancora Gabrielli, dopo autrice del Lenz. Bruziello. No. C'è il gioco di Amuro. 19. Ancora Gabrielli al servizio. 13-9, un ottimo break da parte dei ragazzi di Marcello Bertolini che al momento stanno, dopo aver subito l'iniziale svantaggio, adesso stanno abbastanza dominando la seconda delle tre fasi di questo primo set. Piero Bon, Ferrari, Ferrari, il numero 10 per i ragazzi più caparrati di Carello, portano su 10-13. Ferrari, scusate, ancora giocabile per Peschiera. Piccoli, servizio, Cecchetto, Pinarello, out, netto Capuro di ragazzi, 15-10, entra Mica Costaluca, Anna Bacchin. Ora Laura Cecchetto al servizio. Pronto Cecchetto, battuto Ferrari, Fiorello, Petrucciello, 11-15 punteggio. Punto per la formazione Marta Piccoli, capitana di Peschiera al servizio. Punto. Il rete al servizio 12-13. Carlotta Petrucciello al servizio. Lunga difesa quasi riuscita su Pinetti, anche su Cecchetto e Carlotta il culo arriva.
per Bertolini, sponsor. Diretta dall'arena biancorosa di Volano, siamo 16-14 a favore di Peschiera nel corso della prima frazione di gioco. Andrea Pentasuglia, arbitro di Bologna, è il primo arbitro dell'incontro, Rita Rapparini della squadra di Bologna. Mugello servito, della rota. Ragione di Caterina Miori, che ecco il perché dell'accesa protesta della centrale di Peschiera. L'intervento di Petruccielli 7-15. Pinetti 16-17. Monica Costa Lunga al servizio per la formazione biancorossa. Dato vincente di Caterina Miori 18-16. Caterina Miori battuto Piero Bon, Morello, quindi appena provato l'attacco ma c'era Pinetti sulla traiettoria. Giacomini, difeso Petrucciello in salto, Petrucciello il quarto colpo 19-16. Avuta questa battuta Caterina Miori, non lo stoppiamo oggi. Sponsor. Diretta dall'arena biancorossa di Volano, 20-16 a favore della Oroticare Sport Peschiera nel corso di questo primo set. Caterina Miori al servizio, battuto su Costa Lunga, Pinarello, Portavi nell'attacco ma c'è Pinetti in traiettoria. L'attacco da Gabrielli, 21-16. Ancora lei al servizio, un doppio cambio, esordisce Valentina Cantaluppi al posto di Matilde Pinarello e di Zara per Carlotta Petrucciello. Valentina Cantaluppi, il suo esordio tra le file biancorosse, lei 2 mesi fa, lei 2 mesi di infortunio e quando era tra le file di Don Coleoni.
10. Minori il servizio, Jerobon riceve, Zara. Muro vincente. Primo punto in maglia bianco-rossa, il primo pallone toccato, Valentina Cantalupi con il muro vincente. Cambio è stato Maya Gosler al posto di Manuela Acchiportavi. Maya Gosler. Mamma mia. Prendi un quarto, vado a prendere maglia. 17. Non da rientrare, non l'era portato ovviamente. Allora 17-22 il punteggio a favore di Peschiera, che sta vincendo al momento questa prima frazione. Elena Giacomina al servizio. Tutto Peschiera. Costa lunga, pallonetto Ferrari. Camilla Ferrari, punto vincente. Diciotto 22. Cantalupi al servizio. 23-18. Un cambio tra le file di Peschiera. È uscita Vittoli ed è entrata Perinoni. È uscita Giacomini ed è entrata Danini. A 18 il punteggio, il servizio Gabrielli, battuto Ferrari, Zara, Ferrari, 19-23. La Ferrari. Pizzoli, Schini, scusate, e quello Cantaluppi, Costa Lunga, l'unica Costa Lunga, 20-23. Ancora Camilla Ferrari, il servizio che batte in questo momento. Gol, Zara al centro, attacca Ferrari, Camilla Ferrari, 1-23. Time out per Bertolini sponsor. Diretto dall'arena biancorossa di Volano. 23-21 a favore dei Peschiera nel corso di questo primo set. 2 time out usati da Marcello Bertolini, 2 time out usati da Luca Parlatini.
Adesso si giocherà fino alla fine del set. Ora Ferrari batte in questo momento Gabriele Perinoni. Tacco è out. 22-23. Allora rientra Marta Bizzoli per Chiara Perinoni e rientra Elena Giacomini per Rachele Zanini. 22-23 il punteggio. Al servizio, battuto in questo momento Gabriele Bizzoli. Pallonetto, non ci arriva Valentina, canta lui. 24-22. Punto di Francesca Pinetti. Set point Peschiera. Servizio battuto da Cecchetto ed è un ace che chiude il primo set 22-25. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set. In diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, il primo set si chiude a favore di Peschiera per 1-0, 22 e per 22-25, 1-0 per le ragazze di Marcello Bertolini. Allora andiamo con i punti di squadra. Iniziamo ovviamente dalla Rotoblas. 3 Agbortavi, 2 Bacchino, 1 Cantaluppi, 1 Costalunga, 3 Petrusiello, 6 Ferrari, 2 Tomasetic. Nuovo attacco sbagliato da Ferrari, 1-0 il punteggio per Peschiera.
18 punti di squadra della Rotoblast e 4 su errori di Peschiera. I punti di squadra di Peschiera sono 3 Migliori, 3 Giacomini, 3 Cecchetto, 3 Gabrielli, 1 Pizzoli, 4 Pinetti. 17 punti di squadra e 8 su errori della Rotoblast, quindi il doppio di quelli che ha fatto Peschiera. Questi sono i punti di squadra, mentre la Rotoblast subisce il muro e si porta adesso. Allora siamo 2-1. Manuela Agbortavi al servizio. Battuto il servizio. Attacco vincente in campo di Francesca Pinetta. 3-1 il punteggio. Laura Cecchetto al servizio. Servizio su Costa Lunga. Ferrari mani out. Niente da fare per Caterina Migliori. Secondo punto per la formazione di Luca Parlatini nel corso della seconda frazione di gioco. Pronta Matilde Pinarello. Su Gabrielli. Tentativo a pallonetto. Giocabile. Ferrari free ball. Migliori. Costa Lunga difende l'attacco. Ferrari mani out. 3 pari il punteggio. Mila Ferrari. Marta Pizzoli si sostituisce alla nostra map per vittoria. 3 pari allora. De Pinarello al servizio. Migliori. Provato l'attacco. Troppo complicato questo attacco per Carlotta Vetruzziello. Pronta ad attaccare di destro e poi di sinistro, scusate, poi ha attaccato di destro. Marta Bistoli al servizio. Sul 4-3. Servizio. Sicuramente la ferma. Costa Lunga. Vetruzziello out. Out l'attacco di Carlotta Vetruzziello. 5-3. Pronto a entrare back-in per Carlotta Petruzziello. Quindi nel ruolo di opposto adesso Anna back-in. Pizzoli, servizio battuto su Ferrari. Pinarello. Anna Bacchin. 4-5 Anna Bacchin. Ancora a servizio Camilla Ferrari. Tutto. Out di poco. 3-4. Francesca Pinetti al servizio. Costa Lunga e Anna Tomasetti.
arriva l'Ace. Nuova parità con il servizio vincente di Arianna Tomasetti. Servizio di nuovo battuto, stavolta out. 7-6. Battuto su Ferrari il servizio. Pinarello. Costa lunga, provato Miori, palla troppo lunga, errore di Pinarello che ha invaso a rete. 8-6, peccato, sprecata una grande occasione. Ancora Miura al servizio su Ferrari, Pinarello, Agbortabi, palla in campo. Tramo di Bitoli, ma la palla era in campo. Stata 8 quindi il punteggio. Anna Bacchino al servizio. Battuto. Pecchetto. Meno buono. Costa lunga. Vedo Moschini. Piero Bon salvata. Gabrielli. Agbortabi. Super muro di Emanuela Agbortabi. Servizio di Bacchino. Piero Bon salvato. Attacco di Bacchino sbagliato. 9-8. Elena Giacomini, scusate. Battuto Ferrari, Pinarello. Agbortabi. Time out sponsor. In diretta Arena Biancorosso di Volano, 9 pari il punteggio nel corso della seconda frazione di gioco. Monica Costa lunga al servizio. Pronta Monica al servizio. Gabrielli Murà, giocabile. Ferrari fuori ball. È lunghetta. Machin dall'altra parte. Muro praticamente 0. Facile per Peschiera. 10-9. Una grande cornice di pubblico lato Peschiera. Corsi. Questa partita molto importante per la loro formazione.
Anche lato Volano comunque più piena del previsto questa volta la palestra. 11-9 però il Peschiera. Time out Luca, parlati di sponsor. Nuova diretta dall'arena biancorosa di Volano, 11-9 punteggio nel corso di questa seconda frazione. 11-9. Posizione in rete da Gabrielli, 10-11. La botta del servizio sull'11-10, soprattutto out. 12-10 il punteggio. Laura Cecchetto al servizio per Peschiera. Novello. Mani, out, Ferrari. 11-12. Visto lì Mioli. Bravissima Caterina Mioli, bravissima. Bell'attacco di Cate. 13-11. Capitana Bissoli al servizio. Ferrari. Pinanello. Una serie che ha provato. Vedo la Colli. A 11. Robon, Pinarello. Vari pallonetto però difeso proprio da Pinetti. Pallonetto anche dal lato Peschiera. Ferrari, Murata. Pinarello. Prova Vacchino all'attacco. Troppo telefonato, Colli. Attacca Giacomini, ognuno ci prova. Bacchi in prova. Vedo proprio da Colli. Attacco di Pinetti. Ancora difeso da Volano. Attacco che alla fine premia Peschiera. Palla out. Siamo 15-11. Niente da fare. Montatara a entrare. Uscirà Pinarello. Eccolo qua. Battuto da Bizzoli. Zara, Tomassetti. Quasi miracoloso l'intervento di Gabrielli. 12-15. L'attacco di
Peschiera. 16 punti di vantaggio. 16 punti di vantaggio, 16 a 12 punteggio per Peschiera, 4 punti di vantaggio dalla formazione di Bertolini. Ancora Pinetti al servizio. Monica Costalunga, 13 a 16. Costalunga a entrare scusate, Gostner, Marianna Tomasetti, scusatemi, ma oggi è una giornata veramente difficilissima per me, quindi devo essere molto concentrato. Maria Gostner al servizio, la formazione di Luca Parlatini sul 13 a 16. Riceve Gabrielli, Giacomini, Giacomini, 17 a 13. Punto di Miori su Costalunga. Back-in, tentativo da... rialza Miori, però aveva preso un brutto colpo alla testa. Dai Kate, ora che adesso ti riprendi. Pallonetto vincente per mani out di Giacomini. Shot a 14. Il servizio Giacomini, tutto, Costalunga, Zara subito, 15 a 18. Costalunga al servizio su Moschini, Bissoli, tentativo quasi riuscito di Gabrielli, però un'altra possibilità per Gabrielli. Il secondo tentativo riesce all'attacco, 19 a 15. Entrano in campo Chiara Perinoni, Michela Moschini e per Marta Bissoli, scusate. Entra Rachele Zanini per Elena Giacomini. Doppio cambio richiesto da Marcello Bertolini. A 15. Servizi di Gabrielli su Ferrari, Zara. Ferrari. Punto vincente di Camilla Ferrari, 15 a 19. Manuela Bortapi. Ferrari, difesa fortissima di Moschini, ma poi il muro di Maia Gosner.
Olivier Marcard prende il posto di Emanuela Agbortabi. Perinoni, palla in campo. Nettamente in campo era. Time out Bertolini sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorosa di Milano. 18-19 il punteggio. Bien. Out. 20-18. Entra Agbortabi per Amarcart. Servizio di Cecchetto, out. Servizio di Cecchetto, 19-20. Tilde Zara al servizio. Tilde Zara. Il rete in servizio, 21-19, scusate. Rientrano Marta Bizzoli e Elena Giacomini per Chiara Perinoni e Rachele Zanini. a 21. L'area approvato. 22-19, scusate. Entra Lara Rons per proprio Rons. Provato Gotner l'attacco ma non è andato a buon fine. Zara Bacchini Murata. 23-19. Cari amici di Volano, ho il sentore che dopo 3 partite chiuse al tie break mi sa che oggi Peschiera chiuderà con l'intera posta in palio oggi. Guarda, Dari sta vincendo 20-23. Il servizio Ari Rielli Monica Costa Lunga 21-23. Scusate, ancora Ferrari al servizio. Ancora Gabrielli, Bizzoli. La lunga Ferrari. Bachin. Questa lunga. Monica! 22-23.
la Ferrari al servizio. Ancora Bistoli, Miori. Miori per rompere il break. Ball per Peschiera con Francesca Pinetti. Non da Pinetti. Il Rons. Out. 25-22 come il primo set. 2-0 Peschiera. Andiamo con gli sponsor e torniamo benissimo nel terzo set. Arena Bianconero di Corano, ricomincia la partita, terzo set iniziato, servizio di Costa Luca. Out, primo punto della Rotoplas, doppio 22-25 a favore dell'Orotic Area Sport Peschiera che conduce la partita per 2-0. I punti di squadra alla fine del secondo set sono 8 Bortavi, 3 Bacchin, 1 Cantaluppi, 4 Costalunga, 1 Gostner, 3 Petruziello, 1 Zara, 11 Ferrari, 5 Thomas Etige. 37 punti di squadra, 7 su errori di Peschiera. I punti di Peschiera sono 6 Miori, 7 Giacomini, 5 Cecchetto, 5 Gabrielli, 1 Pittoli, 7 Pinetti. 31 punti di squadra e ben 19 errori per la nostra squadra. 19 sono tantissimi errori in due set. Miori ci mette veramente una pezza col piede.
2-1 per Peschiera. Pecchetto da tutto, Ferrari. Zara. Oh. 3-1. Ora Cecchetto. Laura Cecchetto, servizio battuto. Agbortavi. Manuela Agbortavi. 2-3. Montapintoli, la capitana del servizio. Vi ricordo che siamo alla 22esima giornata, quindi dopo questa ci saranno solo 4 partite, 2 in casa e 2 in trasferta. La prossima sarà in trasferta sul campo complicatissimo di Schio, che forse col fatto di avere sicuro il quarto posto forse potrebbe giocare un po' più scarica, però non lo so. Sarà domenica 19 aprile alle ore 18:30 Schio, comunque la partita con la GPS Volley Group Schio. Le prossime 2 in casa invece saranno sabato 25 aprile e sabato 2 maggio all'Arena Biancorossa, e questi saranno scontri fondamentalissimi, perché sarà contro prima Isuzu Cerea e poi contro Pallavolo Don Colleoni. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Bolano, 6-2 a favore di Peschiera nel corso del terzo set. Stavo parlando delle partite che rimangono alla Rotoblast. Per ultima, ed è probabilmente la partita più difficile che avremmo, sarà veramente la partita, possiamo dire, della disperazione, se non sarà già conclusa la nostra stagione. Sarà contro l'Arena Volley Team Verona, che probabilmente oggi sarà l'ultima squadra che otterrà la promozione in Serie A3. 32 punteggio. Tanto comunque Peschiera adesso sta veramente dominando il campo. 7-2. Zara con gli out di Ferrari. 3-7. Noi siamo 3-7. Out di Zara. Ragazzi, oggi ragazzi, purtroppo sa che ormai questa partita è andata. 8-3. Servizio Francesca Pinetti. Zara Ferrari. Free ball. Zara Ferrari. Parte l'attacco per Ferrari. 4-8.
l'ho battuto. Gabrielli, Muratta. Ancora Gabrielli. Zara. Rons. Petruzzello ha provato. Bissoli. Gabrielli. 9-4. Punto di Elena. Sì, Gabrielli, scusate, Giacomini era. Setti già provato l'attacco, non è stata murata. Petruzzello ci prova, ma Laura ci chiede mura Petruzzello. Dice a 4. Time out sponsor. Nuovo in diretta all'Arena Biancorossa di Volano. 10-4 per la Oroticaria Sport Peschiera, che sta letteralmente dominando questo terzo set. Migliori al servizio. Facilissimo per Cecchetto questo pallone. 11-4. Ancora Miori. Ancora Miori. Rons. Zara. Costa Lunga. Monica Costa Lunga. 5-11. Anna Tomasetti già al servizio. Servizio out di Tomasetti. 5-12. Elena Giacomini del servizio. Ons. Sara. Tentativa l'attacco di Gabrielli. Zara. Costa Lunga. Salva Vanini. Rimborgo concentra Gabrielli. Zara. Portabi. Rizzoli. Giacomini. Salva Rons. Ferrari. Giacomini. Ferrari. Zara. Costa Lunga. Attacca al centro. Ci ha provato Pinetti. Difende Zara. Petruzzello. Alla fine out questo attacco. Vabbè, 13-5. Ragazzi, gli errori sono tantissimi. Allora chiedo ad Andrea. Errori imbattuti in tutti i set. 14 errori. Punti regalati totali, credo siano sui 20, 24, almeno 24 credo totali. Un attimo lo sappiamo. Petruzzello intanto il punto è suo. 6-13. 26. Stavo per dire 25, ma pensavo di dirlo troppo esagerato, invece non ci sono andato lontano. 26 errori su 25-50. Su 63 punti di Peschiera, 24 sono regalati. No, 26, scusate, quindi vuol dire almeno un set praticamente tutto nostro. Entra Matilde Pinarello per Petruzzello. Entra Valentina Cantalupi per Matilde Zara.
Previsto Sara Gabrielli. Previsto Surons. Minarello. Cantaluppi. Valentina Cantaluppi. 7-14. Centro punto della corso. Monica Sorriglio. Mortavi ci prova. Morello. Un altro errore. Camilla Ferrari. 15-7. Ora Cecchetto, dove battuto, Ferrari, quasi a toccare il tetto, Ferrari attacca, la palla in rete. 16-7 ragazzi, non ci siamo. Siamo a 28 credo. Errore di Ferrari, avanti 26-28. Una partita da dimenticare sul fronte degli errori. Ancora Cecchetto, Ferrari. Minarello, Ferrari, free ball. Bissoli. Miori, Pons, difende l'attacco. Ferrari attacca. Free ball ancora per la Rotoblas. Minarello. Cantaluppi. Valentina Cantaluppi. 8-16. Manuela Cortavi al servizio. Entra Maya Gosner per Emanuela Cortavi. Mamma. 17-8. 20° errore al servizio. 25°, non ricordo più. Pinarello. Cantaluppi out. E vabbè ragazzi, 18-8. È il 20° errore. Camilla Ferrari, 9-18. Punto vincente di Pinetti. Nove 19. Pinetti e out. E Giacomini.
punte di Nico Costalunga. Arianna Tomasetti. Ferrari, Giacomini, Ferrari, oddio, anche del muro. Costalunga, Nico Costalunga, 13-20. Ora Camilla Ferrari in servizio. 21esimo punto per Peschiera. Cambio, esce Caterina Miori ed entra Ariana Venturi. No, scusate. Sì, con Caterina e Arianna Venturi. Allora, Venturi è appestato la linea. 14-21. Entra Emanuela Portabi per Maya Gottner. Rientra Miori per Venturi. Così Laura Cecchetto. Ehi, vabbè, 23-14. Ancora Gabrielli, poco fa autrice dell'Ace. Unica Costalunga. Finarello servizio. Pizzoli. Muro. Giocabile per Peschiera. Gabrielli. Muro. Cantalupi. Pinarello ancora. Pizzoli. Gabrielli. 24-16, anzi match point per Gabrielli. Battuto e arriva lei. Vabbè, una tragicommedia è stata sta partita, ragazzi. Peccato. 16
a 25 vince Peschiera 3-0. Allora salutiamo i tifosi di Peschiera che ci hanno seguito, tutti i tifosi di Volano, saluto tutti voi che ci avete seguito, saluto Silvia Briani dalla regia, Andrea Zeni, non so manco delle statistiche. Ragazzi, forse anche per me sta arrivando il canto del cigno in telecronaca, però ne saprete di più nelle prossime partite. A tutti voi l'augurio di una serena notte.